E una cosa che invece tanti non conoscono, lo sciame di zanzare che c'è in Scandinavia. Tutti pensano come una terra fredda come può essere. In realtà le zanzare in Scandinavia hanno un piccolissimo periodo di caldo, vero? E quindi tutte le zanzare che noi siamo abituati a vedere dilazionate dalla primavera fino all'estate sono concentrate in 3 settimane. Pensate le zanzare in Svezia. Questo è The Never The Vener, un podcast che va in onda tutti i venerdì in cui raccontiamo storie vere di veneti veri. Oggi con noi abbiamo Andrea Budu Toniolo, corridore, ciclista, adesso anche sollevatore di pesi, giramondo e tanto altro. Benvenuto. Grazie mille. Evviva. Un bel gin tonic per iniziare. Ci sta. Come descriveresti in 2 parole il tuo rapporto con il bere? Visto che la maggior parte dell'anno è anche sotto un profilo anche professionale, a volte sono un atleta, ho ovviamente dei regimi, no? Quindi sia per quanto riguarda l'alimentazione, per quanto riguarda l'alcol e via dicendo, quindi per me non è un limitarmi, anzi è cercare di bere poco, ma veramente di alta qualità. Ho anche un'altra passione che si abbina molto bene, che è il fumo lento, per esempio, la pipa, il sigaro e via dicendo, che anche quella ovviamente è molto limitata per un discorso proprio sportivo, atletico, eccetera. Però è un momento per me ritagliato dove mi rilasso finalmente. Questo è un po' un momento di contemplazione. Esatto. Quindi quell'oretta lì, una volta a settimana, con un buon distillato, qualcosina, una chicca, Il tuo buon gin, la tua pipa. ci sta. Bello, molto gentiluomo di campagna questa cosa. Esatto. Però appunto tu dicevi che sei un atleta, però tu mi raccontavi che in realtà tu sei partito dal calcio, tu facevi tutt'altro. Sì, no, sostanzialmente ci sono arrivato proprio per caso a diventare un atleta di endurance nel mondo delle lunghe distanze, nell'esplorazione, e tutto è partito dal calcio, quindi io sono sempre stato appassionato di sport sostanzialmente. E nel calcio ovviamente è un mondo veramente difficile in cui emergere, però mi stavo togliendo le mie soddisfazioni fino a quando proprio, diciamo così, un incidente che subito potrebbe essere preso come un evento esclusivamente sfortunato, in realtà è stata la scintilla per iniziare con questo sport. Praticamente con un incidente stradale che ho purtroppo subito, grosso modo a cavallo tra i 20 e i 23 anni, ho riportato 2 gravi lesioni da entrambe le gambe che mi hanno troncato la carriera, diciamo così, del calcio, e mi sono reinventato contro tutti i pronostici, diciamo così, medici, atleta nel mondo dell'endurance. Cioè, anche perché Andrea se n'è uscito decidendo di fare un viaggio partendo dal Padovano, da dove vivi tu, fino a Caponord, a piedi, con un carretto. Sentivo questa esigenza dopo l'incidente stradale di fare un viaggio in solitaria, quindi per essere molto introspettivo, finalmente essere completamente da solo anche in situazioni anche di difficoltà. Anche perché facevi un tracciato che mi raccontavi non era mai stato percorso a piedi da nessuno, Esatto. quindi una cosa nuova. Completamente nuova, quindi avevo proprio bisogno anche di concentrarmi su me stesso finalmente in un periodo della vita dove ero sempre alla rincorsa frenetica di risultati scolastici, sportivi, del lavoro, eccetera eccetera, e però volevo farlo attraverso non un viaggio magari non so spirituale come potrebbe essere il banale Cammino di Santiago o altre cose molto più inflazionate. Che comunque sono delle fatiche. Sono comunque delle fatiche, o un pellegrinaggio canonico, doveva per forza secondo me passare attraverso la fatica di una corsa di lunga distanza proprio per rendermi conto che il mio fisico non era finito, ma che anzi potevo riscattarlo. Quanti chilometri sono? Allora, la mia, chiamiamola più breve, era quella che ho fatto io, quindi circa 4.500 km, partendo dal Veneto. Che tu hai percorso in Più o meno 80 giorni, quindi a spanne sono 60 km al giorno di media, poi è chiaro che c'era il giorno con molte salite dove arrivavo a 40-45, il giorno molto più piatto sono arrivato anche in Svezia ma tranquillamente a correre 70-75 al giorno. In media comunque, Caspita. via. E in Svezia da quelle parti sei arrivato? In che stagione ci sei arrivato? Allora, io ho preferito partire in aprile per rincorrere, diciamo così, la primavera mano a mano che salivo verso il circolo polare artico, e sono arrivato lì a luglio. Avevo messo in previsione, essendo stato il mio primo viaggio, c'era anche quella grandissima incognita che quando i primi giornalisti o le prime persone che si informavano su questa mia impresa mi chiedevano: Andrea, ma quando arriverai, quanto ci metterai? E io a spanne avevo prenotato, non so, 1000-1200 km al mese, e invece sono arrivato un mese prima praticamente. Caspita. Sono da Ferragosto, quindi sono arrivato a luglio che comunque sono riuscito a beccare lì il fenomeno del sole a mezzanotte, per esempio, quindi c'è il sole 24 Giusto. ore
su 24. E hai visto anche l'aurora boreale, eh? No, l'aurora boreale invece per quella non è un buon periodo, sarebbe stato un po' più avanti oppure un po' prima, e però mi sono beccato sicuramente il sole di mezzanotte. Tu quindi vedi questo sole che si avvicina alla linea del tramonto, ti frega e poi riparte, non tramonta mai. E una cosa che invece tanti non conoscono, lo sciame di zanzare che c'è in Scandinavia. Tutti pensano come una terra fredda come può essere, in realtà le zanzare, piccola chicca, stile Super Quark, le zanzare in Scandinavia hanno un piccolissimo periodo di caldo, vero? E quindi tutte le zanzare che noi siamo abituati a vedere direzionate dalla primavera fino all'estate sono concentrate in 3 settimane. Tutto in quel momento lì. Sì, per fortuna le ho beccate solo un po', ma i locals mi dicevano che è un fenomeno disastroso, cioè si chiudono in casa praticamente. Pensate le zanzare in Svezia. Quindi a parte nei centri città, ma il resto è veramente pieno con le zanzare. Sì. Wow, ecco, visto questa cosa qui che penso che non la sappia nessuno, non l'ha mai sentita nessuno. La conosci solo se veramente ci Se ci vai, certo. E poi tu sei ripartito dopo 3 anni, se non sbaglio, nel 2018, cercando di fare un altro grande viaggio. Finito Capo Nord, c'è stato un boom veramente galattico a livello proprio di immagine mia, proprio perché nessuno se l'aspettava, perché non ero appunto un atleta, non facevo nemmeno, non so, uno sport affine, c'era proprio il calcio che era totalmente diverso. E venivi da un infortunio alle gambe. Esatto, molto grave, quindi nessuno se l'aspettava questo traguardo. Quindi da lì è nata una serie di interviste, la scrittura di un libro, la formazione di un documentario che ci ha visto fare una proiezione praticamente in 60-70 sale in tutta Italia, quindi una cosa inaspettata, è diventato praticamente un lavoro. E da lì ho continuato a fare le mie gare, a tenermi molto in allenamento, fino a quando un altro incidente purtroppo è venuto a tranciare tutti i sogni che stavo iniziando a distribuire insomma sulla mia vita. E questo incidente, ahimè, è stato più grave del precedente, perché io mi porto da sempre dietro la passione per la moto, quindi io giravo sempre in moto tutti i giorni, anche per andare a lavoro. Sono stato investito e ahimè ho riportato la frattura di 2 vertebre, la rottura dello sterno, ho rotto il piede destro, e la diagnosi più grave è stata quella che per le prime 48 ore ho rischiato di stare paralizzato. Quindi quando me l'hanno detto, veramente emotivamente, che è chiaro che ho il mondo addosso, perché hai 25-26 anni e ti vedi tolto tutto di nuovo per la seconda volta. E lì però ho reagito con l'unica maniera con cui sapevo veramente riscattarmi, che era quella di un'altra impresa sportiva. E quindi ho messo sul piatto di tentare ad essere il primo essere umano in assoluto a fare il giro dell'Islanda di corsa da solo, quindi con le stesse modalità di Capo Nord, però in inverno. La cosa più difficile che potevi trovare, tu sei andato a farlo. E mi sono presentato a Reykjavik, in Islanda, esattamente 365 giorni più o meno, quindi un anno dopo il rischio della paralisi. Quindi in un anno ho fatto tutta la riabilitazione in fretta, mi sono riallenato tutto quanto per farmi trovare pronto. E ahimè anche l'Islanda è stato uno dei progetti ovviamente fantastici a livello proprio concettuale, perché non aveva mai proprio nemmeno tentato nessuno, ma a un quarto del giro un turista sbadato, un pirata della strada, non si sa ancora come, mi ha toccato, diciamo così. Però chiaramente quando una macchina tocca un pedone, che ovviamente la peggio c'era sempre il pedone, e solo che mi ha lasciato lì in mezzo nel ghiaccio e poi è scappata, quindi mi sono ritrovato da solo in mezzo al ghiaccio. Una strada in mezzo al nulla, immagino, che in Islanda non penso ci sia. Bravissimo, infatti ho dovuto in qualche modo trascinarmi a 20 km di distanza dal primo villaggio utile. E quindi hai rischiato cioè potevi restarci. Veramente male. Stagione? Stagione era febbraio. Freddo. Meno 17, meno 20 di media, venti veramente molto forti, perché infatti molti incidenti in Islanda nascono per il fatto che il vento è molto forte, si guida sul ghiaccio e i turisti non sono abituati e lì nascono gli incidenti. Mi hanno quindi preso da questo villaggetto, mi hanno spedito a Reykjavik, fatto il primo ricovero, lì hanno scoperto che avevo il tendine della spalla rotto e una fratturina nella caviglia, quindi rispedito a casa. Un uomo d'acciaio. Esatto, però tutti, cioè quello che si sottovaluta secondo me di questa vicenda in generale è che tutti pensano Madonna che sfigato sto ragazzo. In realtà ho capito che se non ci fossero stati questi incidenti, soprattutto il primo, io molto probabilmente avrei vissuto la mia vita ancora nel mondo del calcio, finito l'università come tutti, trovato probabilmente il mio lavoretto e via dicendo, quindi molto probabilmente non avrei sperimentato questa esperienza. Certo. Quindi oggi sei grato di questi. Il bene o il male è stato fondamentale. Però una cosa che a me interessava tanto chiederti è, quando tu ti ritrovavi ad avere quegli infortuni, soprattutto il secondo,
quindi dopo essere stato bloccato con il rischio di rimanere paralizzato, certo poi tu hai trovato in un senso di rivalsa di fare qualcosa di incredibile, di titanico, la tua rivincita e la cosa che ti spingeva, ma in quei giorni in cui eri infortunato e in cui penso che non girassero tanti bei pensieri nella tua testa, a cosa ti aggrappavi? Allora, in realtà all'inizio ci sono tutte quelle belle parole di contorno che si possono dire, però ahimè in quelle situazioni ci si ritrova obbligati a passare un tunnel più o meno lungo di inferno, quindi c'è una sensazione di sconforto e di impotenza ovviamente allucinante, soprattutto quando gli incidenti non accadono per colpa tua, ma sei completamente in balia del destino. Esatto. Quindi passato però questo tunnel, secondo me la cosa che veramente mi ha fatto svoltare, soprattutto nel primo incidente, è stata quella quando mi sono ritornati gli effetti personali a casa, quindi la moto col carro attrezzi e tutto quanto, e mi hanno portato a casa il casco, me lo ricordo bene, e il casco praticamente era crepato dalla nuca fino in cima alla testa. Ho detto, caspita, una settimana fa dentro questo casco c'era la mia testa. Quindi, come hai detto te, anche in Islanda poteva addirittura andare peggio. Ho detto, caspita, ma dovevo aspettare un incidente per capire che se per caso quel giorno finiva tutto, non avevo realizzato ancora qualcosa di veramente fantastico. E avevo sempre inseguito, non so, un progetto di studi che mi avevano consigliato, il lavoro che mi proponeva in una posizione un po' più sicura, le solite cose, no? Beh, avevi anche 25 anni? Che ci stanno, no? Però mi sono reso conto, fino a questa età non hai mai realizzato qualcosa invece di tuo, completamente tuo. Mi sono aggrappato all'idea di, caspita, mi sono svegliato e finalmente mi sono reso conto che di Andrea Toniolo ce n'è uno nel mondo. E quindi il mio percorso di vita deve essere unico, senza inseguire quello di qualcun altro. Chiaramente con tutto il contorno di vita canonica, di lavoro, eccetera. Però ho detto, almeno Andrea devi avere dei momenti in cui dei progetti tuoi li provi. E quello è stato veramente il sentimento, evviva. Quindi una cosa che manca in Italia è veramente un supporto in questi casi, soprattutto per i ragazzi giovani come me. Cioè, io magari ho avuto fatalità, il lampo di genio di avere questo riscatto, ma ci sono persone veramente che la vivono male, non poter, anche solamente il pensiero di non poter più rifare quello che facevi prima a causa di un incidente, eccetera. Quindi, in generale forse il rapporto che noi qui nel nostro paese abbiamo con la sanità mentale. Quindi spero anche che la divulgazione di tutto questo, di tutte anche queste storie, ok? Andate in terapia. Possano servire anche assolutamente ragazzi e non. Beh, ma la tua storia penso sia esemplare, cioè anche soltanto a livello di come uno si è risollevato più e più volte, capito? È una cosa veramente invidiabile, infatti è anche un piacere sentirti parlare di queste cose, cioè si vede che comunque sei passato attraverso un percorso, non ti sono passate addosso queste sfighe, se vogliamo chiamarle così. Sì, chiaro. Ma ci hai lavorato, ti hanno nutrito e ne sei uscito. Dico sempre che nel gioco della vita, chiamiamolo così, le mani sfortunate capitano a tutti. Chi prima o chi dopo, chi più impegnative, chi meno. Però l'importante non è tanto focalizzarsi su il momento negativo, ma è la reazione, no? E la reazione, prima tu riesci a gestirla, prima riesci ad intavolarla e caspita, meno ti dura quel periodo di sfiga, no? Certo. Sempre così. Quindi quello che consiglio sempre è, certo, analizzarlo, soprattutto se è stato magari un problema derivato da te stesso, però poi, caspita, mettere subito in piedi il piano B per ripartire. E reagire. Non fai altro che prolungare questo momento di sfortuna. Tu dopo l'infortunio sei andato a fare questa grande missione verso Capo Nord dopo quanto tempo? Io ho avuto l'infortunio, l'incidente a settembre. Con le riabilitazioni e tutto sono andato grosso modo a febbraio, ho mollato le stampelle e subito io ricercavo un allenatore per fare queste lunghe distanze. Tutti mi rispondevano, guarda Andrea, che l'iter è lungo, cioè vai con calma, io no, voglio iniziare subito. L'unico che mi ha risposto è stato un allenatore pazzo, che poi è diventato anche il mio testimone di nozze, che è Simone Bortolotti, allenatore di Brescia, e lui aveva questo progetto per giugno di portare, non dico da zero, ma dei corridori veramente amatoriali a fare una 100 km, che già era una distanza veramente impegnativa. E ho detto, guarda Andrea, la tua motivazione è gigantesca, guarda, se vuoi possiamo mettere come banco di prova questa gara, che si terrà fra 4 mesi, se tu la superi vivo, io scelgo decido tranquillamente di allenarti e supportarti. E mi sono presentato da marzo, che ho mollato le stampelle, a giugno a correre una 100 km, che non solo ho portato a termine, ma sono arrivato anche 17esimo. Ah, caspita, su.
su eravamo penso circa 300 partecipanti, tra cui il partecipante più giovane di tutte le edizioni. Mi hanno fatto capire che non solo c'era un sacco di volontà, ma forse c'era anche Una della predisposizione, no? Ho detto dai, è giusto allora andare avanti. Ho continuato a fare un annetto e mezzo di garette, quindi dopo 3 anni dall'infortunio, 2 anni e mezzo, sono partito dalla mia piazzetta del paese perché non ho scelto di fare pubblicità. Il tuo paese, scusa, qual è? Galliera Veneta. Galliera Veneta? Proprio borderline tra Padova e Vicenza, ma è sotto la provincia di Padova. Abitanti... 7.000. Ah, dai. 7.000, ma solo perché Pada dormitorio tra Cittadella e Castelfranco, che sono 2 città anche a livello industriale, insomma un po' più... Allora noi siamo nel mezzo, quindi facciamo da dormitorio. Perfetto. In realtà non ho voluto infatti fare pubblicità, i social erano agli albori, quindi non ho scelto di partire, che ne so, da Venezia o da chissà dove per fare un po' di clamore o da vendere la partenza a qualche sponsor e via dicendo. Sono partito dalla piazza di casa con 10 persone attorno incredule che dicevano dove va sto ragazzo, va a farsi male, e invece dopo... Che è ancora più ambizioso secondo me, no? Perché partendo da solo, senza uno sponsor o senza una certa visibilità, è come, dal mio punto di vista, come se avessi anche meno aspettativa su di te. Quindi effettivamente tu, se molli, rispondi solo a te stesso. E quindi mentalmente diventa quasi più facile mollare. Sì, diventa che... Cioè, se molli, nessuno viene a dirti ma ti stavamo guardando. Chiaro. E infatti in qualche modo ho tentato sempre, però anche dopo per negare eccetera, quindi in alcuni periodi dell'anno sono proprio un atleta sponsorizzato, quindi con tanto di contratto e via dicendo, però quando faccio queste avventure cerco nel limite di possibile veramente di arrangiarmi il più che posso per non essere vincolato e di essere il più neutro possibile, di vivere proprio le sensazioni senza filtri, ecco, durante il viaggio. Progetti futuri adesso? L'ultimo progetto è stato sempre riguardante il mondo dell'endurance, però cambiando, diciamo così, togliendomi le scarpe da corsa e salendo in sella alla bici, ed è tutto nato banalmente di conseguenza all'incidente che ho avuto in Islanda, e parlando con i locals dove dichiaravano che il turismo arrivato di massa in così poco tempo in un'isola del genere ha creato non pochi problemi, ho detto caspita, devo ragionarci su questa cosa, far capire che invece in Italia, nel nostro paese, abbiamo un sacco di persone che invece investono al contrario sulla sostenibilità, sul turismo sostenibile. E quindi ho fatto ho realizzato questo progetto che si chiama EcoTour. Questo EcoTour, dove l'hai fatto? In che L'ho fatto regioni hai praticamente, percorso? ho girato tutte le regioni dal Veneto al Lazio fino a Roma e poi sono risalito e fatalità ho realizzato il documentario, ho iniziato a spargerlo un po' prima che esplodesse il Covid, quindi è stato anche utile visto che le persone si sono dovute intrattenere a casa. Perfetto. Ma questo documentario dove lo possiamo trovare? Il documentario EcoTour nasceva solamente per una proiezione in sala, l'abbiamo relegato a una proiezione sui canali YouTube e via dicendo, proprio per renderlo fruibile durante il periodo Covid, e con la speranza che adesso o ritorni in qualche sala, in qualche cineforum, o di renderlo fruibile in qualche altro formato. Allora, progetti futuri sono tanti, a me piacerebbe, sono veramente vulcanico a livello di idee, però è vero anche che bisogna anche essere realisti, cioè io sono al 28%. Chissà quali cose pazze ti saranno venute in mente. No, ma dopo io fisicamente sono il 28% invalido, ho 34 anni, gestire ancora adesso 17, 20, 25 ore anche in alcuni picchi dell'anno di allenamento è veramente molto impegnativo, è praticamente un lavoro pieno full time e un lavoro part time che è lo sport. Saresti in grado oggi di rifare il percorso fino a Capo Nord? Probabilmente sì, anche perché a mio avviso l'endurance si abbina di più all'età che avanza che non gare più corte ma più intense, quello sì. Perché sviluppi la resistenza? Sviluppi la resistenza e riesci a gestirla in modo diverso. Ma da qualche parte in testa Sì, no, vuoi dirci un itinerario pazzo che c'hai in testa? Allora, posso buttar lì qualche info, proprio però vaga. Posso solo dire che intanto l'Islanda mi è veramente rimasta sul cuore. In generale, ormai ho concepito l'idea che se avrò ancora delle finestre libere, l'esplorazione del nord, soprattutto il nord Europa, è una cosa che a me fa dar fuori. Sento proprio un richiamo atavico per quella terra lì a livello di esplorazione, quindi non come parlavamo prima di vita canonica, turismo eccetera, ma proprio di avventura. Tu vivi ancora dove vivi adesso? Vivo ancora a Galliera Galliera Veneta. Io ho trovato
all'epoca, ancora prima del primo incidente, a 17 anni ho trovato la mia prima fidanzata, prima e unica storica. Siamo ancora tuttora assieme dopo 18 anni e fatalità, essendo entrambi gallieriani, abbiamo detto dove vogliamo andare, se non di nuovo a Galliera, quindi abbiamo costruito casa a Galliera, siamo rimasti con le nostre radici lì, per lavoro ovviamente viviamo tutto il giorno, ma mi sono rimasto sempre lì. Per 18 anni, aver avuto una persona accanto in quei momenti lì. Sì, anche perché a quell'età là ci riflettevo anche l'altro giorno mentre ne discutevo con mia moglie. Perché oggi lei è tua moglie? Sì, mi ero perso questo pezzo. È stato di fondamentale importanza, sia nei momenti di up per non montarsi la testa, tutte queste cose qui, ma soprattutto nei momenti di down, dove lei sapeva quando doveva lasciarmi da solo in silenzio a far sbollire tutto, oppure arrivare lì per confortarmi. E quindi non avete mai pensato di andarvene dal Veneto? Io un po' sì, nel senso che sono rimasto folgorato dalla natura scandinava, islandese. Perché volevo proprio chiedertelo, perché hai viaggiato così tanto, dov'è stata la tentazione? Dov'è che hai detto, cavolo, qui... Anche perché è da scollegarsi un attimino dall'ideologia di un viaggio turistico dove arrivi con l'aereo, guardi 2 o 3 chicche e poi te ne ritorni a casa. Io vivevo proprio in strada, quindi vedevo l'evolversi del paesaggio giorno dopo giorno, chilometro dopo chilometro, annusavo l'aria, sentivo i profumi, toccavo le piante, prendevo la pioggia, prendevo il sole, quindi è proprio un vivere assieme al paesaggio che ti circonda, non è un visitarlo. E quindi lì la Scandinavia e l'Islanda mi sono proprio entrate sotto pelle. Però Galliera, che è un paesino ovviamente così piccolo, Galliera Veneta, mi è stato talmente così tanto di conforto, eccetera, eccetera, che adesso anche quando esco di casa trovo il signore anziano che si ricorda che sono andato a Caponord, il ragazzino che ha visto il post su Instagram e mi saluta. Spero di fare da apripista, no? Per altri ragazzi in un paesino del genere, non per forza dovremmo, non so, trasferire a Milano e fare, che ne so, la preta. Com'è rimanere anche nel proprio paese. Detto da una persona che c'è uscita e come poi. Esatto. Forse è in questo equilibrio che si può restare nel proprio paese. Sento proprio le radici nel mio paese. Non escludo che in futuro ci possano essere delle parentesi più o meno lunghe in giro per il mondo e sarebbe comunque una bella esperienza, però le radici nel mio paesino le sento... Sono a Galliera Veneta. È molto forte, molto forte. Sai, anche questo progetto ha anche lo scopo, appunto, quando abbiamo detto all'inizio, di raccontare storie vere di veneti veri, è quella appunto di raccontare delle storie di persone reali, perché spesso, ma questo vale per tutte le regioni d'Italia, ma spesso si creano degli stereotipi attorno alle varie persone. Ad esempio dei veneti, l'alcol è uno dei primi, anche del fatto che siamo percepiti a volte come dei contadini, magari dei villani o cose così. Tu come la vedi? Allora, io la vedo che sicuramente è uno stereotipo e poteva avere magari in qualche modo anche un senso un bel po' di decenni fa, dove non c'era anche questo trasferimento tra una regione e l'altra, dove c'era una mescolanza sia etnica che culturale tra le regioni. Però, secondo me, la chiave di lettura di questo è veramente andare a pescare, magari andare a trattenersi le virtù, più che altro. Di una regione, ok, come può venire in mente per il Veneto, gran lavoratori o che non hanno paura a imboccare una sfida di impresa piuttosto che sportiva, eccetera. E ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci. Che consiglio daresti a un ragazzo delle nostre parti, giovane, più o meno la mia età, io ho 23 anni, quindi quell'età lì, che si chiede cosa fare, se restare qui o se andare fuori? Quello che cerco sempre di consigliare, anche quando faccio magari i miei interventi sulle scuole, piuttosto dalle università alle elementari, è quello di veramente cercare prima di tutto di creare una base solida di convinzioni, di idee, di volontà, di spirito di sacrificio, spingere per questi fattori dalla terra da cui si arriva. Poi che questo lo si applichi anche altrove o nella terra natia ancora meglio, bellissimo tutto quanto, però secondo me l'importante è portarsi dietro veramente lo spirito di iniziativa, le idee, la volontà, le basi. E secondo me farlo all'estero qui non è che cambi tantissimo, anzi secondo me è più una virtù se lo si fa rimanendo a casa anche, no? In un certo qual senso. Si chiuderebbe un po' il cerchio della tua, diciamo così, nascita, vita, morte, eccetera. Però le esperienze invece che potresti replicare e attingere dall'estero sono infinite. Quindi secondo me trovare un mix delle cose, per esempio, come state facendo voi, come stai facendo te, portare avanti un progetto nella tua terra natia, tanto di cappello,
Però se nel mezzo ci sono stati anche degli spunti derivanti dall'estero, viaggi, possono solo arricchire. Possono solo arricchire, quindi riuscire a trovare il giusto mix è ottimale. Sono d'accordo anch'io. Grazie Andrea, noi chiudiamo qui il nostro primo episodio di The Never The Vener, ci vediamo il prossimo venerdì con un nuovo ospite e una nuova storia veneta. Grazie.